Bella a tutti raga, qui è Miro ed oggi siamo qui in questo nuovo video. Un video che non pensavo mai di poter fare. Nel senso, sapevo che prima o poi questo traguardo lo avrei raggiunto, perché come ho sempre detto YouTube è un sito in cui la maggior parte delle persone è sempre in crescita, nel bene o nel male. Nel lungo periodo, nel breve periodo si è comunque in crescita su questo sito, ma non pensavo che questa mia crescita fosse così rapida. Prima che il video cominci ci tengo a ringraziare delle persone che in questo mio cammino sono state veramente importanti. Il primo ringraziamento va a una persona che non c'è più, che è mio nonno. Lo ringrazio per aver trasmesso alla mia famiglia l'amore per il Cagliari, l'amore per questi colori, perché di youtuber di grandissime squadre ce ne sono a bizzeffe, ci sono tantissimi youtuber della Juve, del Milan, dell'Inter, della Roma, però le piccole squadre di solito non hanno dei punti di riferimento e io lo ringrazio per avermi dato l'amore per questa squadra e per far sì che adesso questo mio amore diventi anche un punto di riferimento per tutti quei tifosi del Cagliari che purtroppo, dato che non siamo una grandissima squadra, non hanno chissà chi su cui contare. E penso che io, Andrea Mereu, Samuel, Mattia possiamo essere dei buonissimi punti di riferimento per tutti loro, perché ripeto, non esiste un Miro, un Andrea Mereu, un Leumas, un Mattia, secondo me. Esiste la comunità, la community di YouTube del Cagliari. Siamo un collettivo, non c'è un singolo. Poi voglio ringraziare Andrea Mereu e Simone. Comincio però con Simone, perché Simone, per chi non lo conoscesse, vabbè, Sequolf è il mio youtuber preferito, nel senso che è lo youtuber che stimo di più per la mole di lavoro che ha, perché ragazzi, tranne rari casi, pubblica 3 video al giorno. Provate a farvi il calcolo, 3 x 365 e vi esce fuori la quantità di video che quel ragazzo sforna ogni anno. Ma devo ringraziarlo, perché se non fosse stato per lui io non mi troverei qui, perché è stato lui a farmi rivenire la voglia di fare video su YouTube, di farli come piace a me, come li voglio io e trattando di quello che pare a me. Tra l'altro vi racconto questo piccolo aneddoto. Io scrissi a Sequolf nell'estate del 2016 e lui mi rispose tipo nel maggio del 2017, nel maggio-giugno del 2017, facendo scattare in me quella molla che mi dicesse ok, cioè mi ha risposto lui, posso cominciare a fare video su YouTube. E poi ringrazio Andrea perché dopo che mi è scattata questa molla, io conobbi Andrea grazie appunto al video di Simone, lo andai subito a contattare e da lì poi nacque un'amicizia che tuttora dura, anzi è anche stata concretizzata con un bellissimo incontro. Quindi grazie Simone, grazie Andrea, perché mi avete dato veramente una grande mano. Poi volevo ringraziare tutti i supporters, tutti, nessuno escluso, perché sono delle persone fantastiche con cui puoi parlare veramente di tutto e sono sempre disposti a darti una mano senza praticamente farti aspettare un secondo. Io per esempio, quando ho fatto uscire il video del VAR, che avevo in mente già da parecchio tempo, il video che è uscito se non mi sbaglio a febbraio, avevo chiesto a tutti loro se potevano inviarmi un video con il loro pensiero riguardo al VAR. Addirittura Biagio, all'epoca era ancora Wemby, mi mandò il video già editato per esempio, e poi tutti gli altri ragazzi subito mi hanno mandato il video. Non mi hanno fatto aspettare praticamente un secondo, non mi hanno detto no ma in realtà non mi pare tu, no, mi hanno detto certo te lo mando subito, e l'hanno fatto.
e io gli voglio un bene dell'anima a tutti loro. Inoltre volevo ringraziare un elemento che su YouTube c'entra e non c'entra, che è il Pordenonese, che è un amico che ho conosciuto anche grazie a Sequolf, diciamo, mettiamola così. E è un amico, è un grande amico, come avete intuito dal nome, del Pordenone, e ogni tanto ovviamente scatta lo sfottò che ci sta sempre, però è un grandissimo amico e ringrazio anche lui. Ringrazio anche lui perché molte volte sono uscito con delle bellissime parole nei miei confronti e vorrei contraccambiare questa cosa. Ma il grazie più grande va a voi. Va a voi perché voi, premendo un semplice tasto su una pagina, mi avete praticamente reso la persona più felice del mondo, e non riesco ancora a concepire il fatto, non riesco ancora a realizzare benissimo che adesso ho 1000 iscritti, siamo in 1000 persone. Non mi sembra vero, non mi sembra vero, veramente. Ringrazio anche ovviamente Leumas, in arte Samuel, Mattia e Federico per essere stati dei grandi. Ci sentiamo quotidianamente sul gruppo, quindi voi già lo sapete, però vorrei spendere 2 parole in favore di Samuel, perché ragazzi, per come la vedo io penso di non meritarli 1000 iscritti, perché non ho tutta la qualità che ha Samuel. Ragazzi, Samuel è un ragazzo veramente talentuoso, ci sa fare, specialmente con il video editing. Purtroppo non riesce a macinare iscritti e a me questa cosa mi dispiace. Quindi se volete rendermi contento, per favore passate dal link qua sotto in descrizione ed andate a iscrivervi al canale di Samuel, perché lui merita veramente veramente tantissimi iscritti, e anche perché è un grandissimo amico. Comunque, ciancio alle bande, siamo già tipo a 8 minuti di registrazione e io ancora non ho cominciato a fare la lista. Il video speciale dei 1000 iscritti consiste nel dirvi 25 cose che voi non sapete su di me. All'inizio erano 60, io ho registrato il video dei 60, ma durava 3/4 d'ora e quindi ho dovuto eliminarlo, cestinarlo, e adesso lo sto rifacendo da capo. Ne ho lasciati soltanto 25 di punti e cominciamo col primo, me li sono segnati qui. Il primo punto è chi è Miro, chi è il personaggio che sta dietro la telecamera. Io vi ho tenuto nascosto il mio vero nome perché non mi sembrava il caso, però dato che questo è un video speciale ci vuole un qualcosa di speciale, quindi rifacciamo una sorta di video presentazione. Io mi presento, sono Samir Bandinu, in arte Miro su YouTube, ho 22 anni e tifo Cagliari. Vi chiedo per favore, non fatemi domande sul nome e continuate a chiamarmi Miro, perché Samir, sì, ok, è il mio vero nome, è il mio nome di battesimo, ovviamente non è un nome italiano, non vi voglio stare a specificare la storia che c'è dietro al mio nome, perché giustamente sono comunque questioni private, quello che posso dirvi ve lo dico, però continuate a chiamarmi Miro. Vi chiedo questo favore, se potete farlo, perché sento come se fosse che quello non fosse il mio nome. E vi spiego anche la nascita del soprannome Miro, perché praticamente alle superiori un mio amico, cioè alle superiori tutti al posto di chiamarmi Samir mi avevano dato come soprannome Samiro. Però Samiro, cioè il soprannome è più lungo del nome, è un po' una cazzata. Quindi un amico mio che ha fatto ha deciso di tagliare, di troncare il soprannome e mi ha dato un Miro come soprannome, e da lì in poi è praticamente diventato il mio vero nome, Miro. Quindi tutti mi chiamano Miro, anche i miei amici, giusto mia madre, i miei parenti non mi chiamano Miro, però quello è praticamente diventato il mio nome per i miei amici. Quindi adesso avete scoperto anche il mio vero nome. Secondo punto, non sono sempre stato del Cagliari. Non sono sempre stato del Cagliari perché quando ero più piccolo, ovviamente vivendo a Roma, le squadre che vanno per la maggiore sono Roma e Lazio, e io, per sentirmi un po'
vicino ai miei compagnetti, perché comunque io il Cagliari, loro Roma e Lazio, mi sentivo un po' emarginato, e quindi decisi di fare una volta Roma, una volta Lazio, per fare in modo comunque di stare insieme a loro, diciamo, di non essere quella sociale che tifa una squadra di merda e che quindi viene preso in giro. Poi ho cominciato a tifare varie squadre per motivi inutili, per esempio ho tifato Barcellona, ho tifato Real Madrid, ho addirittura tifato la Ternana perché mi piacevano il rosso e il verde, squadra che adesso mi sta abbastanza sul cazzo. E mi ricordo una volta dovevo andare ad un campo estivo a Trigoria dall'altro, e decisi lì di dire a tutti che invece tifavo Inter, perché non volevo che sapessero che tifavo Cagliari. Poi ho capito che comunque è inutile nascondersi, cioè io potevo dire di tifare qualsiasi altra squadra, ma tanto se tifavo il Cagliari, tifavo il Cagliari. Ho deciso che delle prese per il culo, se me le facevano, non me ne sarebbe mai fregato un cazzo, il problema era il loro, non il mio. E quindi ho cominciato a dire tranquillamente che tifavo Cagliari, e ci ritroviamo qui. Scusate raga, ma c'è una sigaretta, fammi alzare un po'. Ok, ma c'è una sigaretta perché ci sta sempre. Terzo punto, film preferito o film preferiti. Senza ombra di dubbio tutta la saga di Harry Potter, V per Vendetta, assolutamente V per Vendetta è uno dei film più belli che sia mai esistito, The Butterfly Effect e The Nail, Il riscatto. Questi sono i miei film preferiti. Serie TV preferite, invece le serie TV preferite sono Orange is the New Black, Breaking Bad, Shameless e Modern Family, ma Modern Family non è tanto una serie preferita, è una serie che mi piace guardare, però non è una delle mie preferite. Cartoni preferiti. Allora, cartoni preferiti, cartoni, i Griffin, American Dad e South Park. Anime preferiti, sì, anime preferiti si dice, che cazzo, vabbè, comunque Dragon Ball, ovviamente, come un buon novantino, Dragon Ball, perché chi è che non ama Dragon Ball. Poi tutti quelli giapponesi che praticamente facevano su Super 3. Super 3 è un canale prettamente laziale, cioè c'era solo nel Lazio, molti di voi non lo conosceranno, però praticamente è stato il canale dell'infanzia di ogni bambino nato negli anni 90. Quindi c'era Gigi la Trottola, e poi non mi ricordo, mi sa che c'era pure Yattaman, però non è che mi guardavo più di tanto. L'Uomo Tigre mi guardavo parecchio, Ranma Mezzo e Pollon, Detective Conan, e anche questo mi piace tuttora da impazzire, Saint Seiya, volgarmente detto i Cavalieri dello Zodiaco. Il mio cantante preferito invece è Caparezza. Caparezza perché con Caparezza non ti devi fermare semplicemente a quello che riesci a capire del testo, ma io ho sempre detto che i testi di Caparezza sono una lama a doppio taglio. Il primo taglio è quello che ti vuol far capire lui, mentre il secondo taglio lo comincerai a capire solo quando ti studierai bene il testo, perché molte volte le canzoni di Caparezza te le devi studiare per capirne concretamente il testo. Basti pensare che con una canzone che è cover dell'album Mosaica, lui ha dipinto tutta la durata dell'universo, dalla nascita fino alla morte dell'universo, passando per la vita umana, solo tramite le copertine di album di vari cantanti, artisti, gruppi. Un genio, semplicemente un genio. Ottavo punto, ho rischiato più volte di morire. Ebbene sì, ho rischiato più volte di morire, quasi tutte da piccolo, perché sono un po' un coglione. Allora, non mi ricordo mai dove ce l'ho, se qua o qua, comunque su una delle due sopracciglia notate che c'è una cicatrice. Non sono io che me la faccio con la lametta, ma è una cicatrice vera e propria, perché da bambino ho sbattuto la testa sullo spigolo del lavandino che era di acciaio, mi sono aperto e lì ho avuto un'emorragia e ci mancava poco. Poi
Mi sono chiuso queste 2 dita nel portone quando avevo 7-8 anni, nella parte dei cardini, quindi anche lì rischiavo di morire per emorragia. Ho bevuto la candeggina e stavo per morire, e da piccolo mi stavo anche strozzando con una caramella e ho rischiato di morire. E poi purtroppo è brutto da dire, però una volta ho vomitato sangue, perché vi spiego, da bambino io stavo molto male con le tonsille, ero stato operato, mi hanno operato alle tonsille e io dentro avevo i punti. Cosa è successo? Che una volta ho mangiato un bacio perugina, questo bacio perugina mi ha praticamente cosato la gola, graffiato, e ho cominciato a vomitare sangue. E anche lì diciamo che non è stata proprio una cosa bellissima da vedere. Comunque andiamo avanti. Facciamo che questo è un punto immaginario, il continuo di questo qua, perché c'è anche questo da specificare, che sono fortemente emofobico. Ho veramente la fobia del sangue, ma non paura del sangue, nel senso mi fa schifo. Se io vedo il sangue, o peggio ancora sento l'odore, mi prende sudorazione a freddo, vertigini, comincia a girarmi la testa, ma a bestia proprio, nausea, e molto probabilmente se sentissi l'odore a lungo e lo vedessi a lungo il sangue, molto probabilmente sbratterei, vomiterei e sverrei sicuramente. Comunque passiamo al nono punto. Sì, al nono punto. Amo veramente tantissimo la pioggia, io amo la pioggia ed odio il sole. Non so perché, sono proprio antisole, io odio da morire il sole, specialmente l'estate, io amo l'inverno, ma amo da morire la pioggia. Cioè la pioggia, il temporale, quello proprio potente in cui è tutto nero, ci stanno tuoni, fulmini, che diluvia, scende Noè con l'arca, con tutti gli animali, quello a me mi piace veramente tanto. Passiamo ora al decimo punto. Sono affetto da DOC, disturbo ossessivo compulsivo. Io ve la riassumo così, ma non è che io sia effettivamente affetto da disturbo ossessivo compulsivo, semplicemente sono abbastanza maniacale, meticoloso, ma ho dei miei schemi mentali. Per esempio, il volume non deve mai stare in un numero pari o dispari, deve stare solo, cioè può stare in un numero pari o dispari, però deve essere tipo o 20 o 25 o 30 o 35 o 40 o 45. Ho un mio schema per fare le cose. Per esempio, quando esco e c'ho i pantaloni con le tasche, io rigorosamente nella tasca sinistra, e non deve mai essere diversa questa cosa, io nella tasca sinistra devo avere per forza il cellulare e nella tasca destra per forza l'accendino con il tabacco o il portafoglio. Perché se non è così e magari a sinistra c'ho il portafoglio e a destra c'ho il telefono, io mi sento male, vi giuro, mi sento male perché non sono abituato. 11° punto, questo fa anche abbastanza ridere, intanto mi abbevero un attimo. In tutta la mia vita non ho mai vinto un picchetto, il picchetto della schedina, non ne ho mai, ma mai vinto uno, non ne ho mai vinto uno, è una cosa incredibile. Molte volte ci sono andato vicino, molte volte ho perso per una partita, però non l'ho mai vinto, mai. 12° punto, questo può essere molto interessante per alcuni di voi che magari seguono anche youtuber che fanno gaming. Sono andato a scuola con Joker. Già, sono andato a scuola con Joker. Perché? Per chi non lo sapesse, io facevo la scuola alberghiera, idem Joker, e sono andato nella sua stessa scuola. Ci sono stato poco con lui perché, se non mi sbaglio, io sono arrivato, quindi ero in primo, se non mi sbaglio lui stava in quinto, quindi proprio roba da poco. Però sono sicuro che ci sono stato perché sapevo che era lui. Cioè, all'inizio non lo conoscevo, poi andando avanti col tempo ho capito che era lui. All'epoca lui non faceva lo youtuber, anzi, se non mi sbaglio era un DJ. Poi ho incominciato a fare delle canzoni che purtroppo sarà difficile ritrovare. Ci ho provato tempo fa a cercarle, ma non ci stanno più. E poi ho cominciato a fare lo youtuber. Però io, ancora prima che fosse famoso, andavo a scuola con Joker. Ricollegandomi sempre all'ambito scolastico, non sono diplomato, non ho preso il diploma,
Perché? Perché sono stato bocciato in quinto per una stronzata. Io non sono uno di quelli che dà torto a prescindere dai professori, assolutamente no, sono abbastanza ragionevole su queste cose. Solo che quando mi è stato consegnato per esempio il pagellino alla fine del primo quadrimestre, io avevo soltanto 2 insufficienze, ovvero matematica ed economia, che ho provato a recuperare e non ci sono riuscito. Quindi mi sono portato queste 2 materie, però se mi avessero bocciato per queste 2 materie io non avrei aperto bocca. Il problema è che mi hanno bocciato anche per una terza materia, che è l'inglese, con un 5, cosa che è impossibile, perché vi giuro non abbiamo mai fatto una verifica in tutto il secondo quadrimestre, perché la prof era una rincoglionita, e mi sono ritrovato così in insufficienza, avevo il 5 e mi hanno bocciato praticamente per 3 materie, e per motivi personali non ho potuto riprendere gli studi e sono andato direttamente a lavorare. Non mi hanno dato l'opportunità di fare la maturità e quindi non sono diplomato. 14° punto: odio lo spam, odio la gente che si spamma. Per spam intendo praticamente tutti i tipi di spam. Considero spam l'iscritto ai ricambi, considero spam il condividere i propri video, considero spam chi mi chiede di andare a guardare un suo video o cose del genere. Io le odio perché la mia filosofia di pensiero è: io faccio un video, alla gente che gli va di guardarselo, se lo guarda, a me non me ne frega un cazzo di condivide il video per fare quelle 5, 10, 20 views in più, perché magari quella è gente che il video non se lo voleva vedere. Quindi la mia filosofia di pensiero è: chi se lo vuole vedere il video, bene, chi non se lo vuole vedere il video, sti cazzi, non mi vado a rompicoglioni. E a me sta cosa mi sta abbastanza sul cazzo. Infatti a me, quando la gente spamma i suoi video, tendo sempre a non guardarli. La maggior parte delle volte non li guardo, perché magari me li mandano quando io non sto a fan cazzo, non me vado a guardare video, loro mi mandano il loro video ed io, ancora più a prescindere, non lo guardo. Purtroppo sono fatto così, è una cosa che veramente odio da morire, a bestia proprio. 15° punto: amo scrocchiarmi le ossa. Amo scrocchiarmi le ossa, ci sarà poi un punto in seguito che si ricollegherà a questo, però io amo da morire scrocchiarmi le ossa, amo sta tutto il tempo a scrocchiarmi le ossa. Infatti aspettate, provo a scrocchiarmi il collo. Ah, ok. E sto praticamente tutto il tempo a scrocchiarmi le ossa. Poi c'è un osso in particolare che scrocchia parecchio, ma vi ho detto ne parliamo dopo. Cerco di andare veloce. 16° punto: amo il black humor. Lo so, molti potranno dire che sono una persona di merda, cose del genere, ma io amo da morire il black humor, non ci posso fare niente. 17° punto: sono un patito dell'elettronica e della tecnologia in generale. In particolar modo amo gli iPhone, nel senso che no, Apple è migliore di Samsung e ste cazzate qua. Quelli sono fanboy che fanno guerre per stronzate. Però amo molto modificare gli iPhone. Ogni volta che esce un jailbreak lo faccio. Purtroppo adesso non posso più farlo perché sto sulla 11.4.1. Non so nemmeno quanta gente capirà quello che sto dicendo. Però comunque amo molto modificare le cose. Seguo molto i canali di tecnologia, Andrea Cervone, Black Geek, Fede Tutorial e niente, sono un appassionato di tecnologia. 18° punto: amo la satira, amo veramente tantissimo la satira, in particolar modo quella di Crozza. Perché Crozza in particolare? Perché secondo me ha un tipo di satira molto più efficace rispetto alla maggior parte delle persone. È una satira che molte volte è impegnativa, invece molte volte è anche abbastanza leggera, comprendibile subito, ma soprattutto anche per una questione di cuore, perché ci sono affezionato a Crozza. E dicendo questo mi ricollego anche al punto 19, che è quello dopo, ovvero che amo la Jalapas. Crozza io praticamente lo conobbi quando ero piccolo, quando c'era Mai Dire Gol, quando lui imitava praticamente Serse Cosmi, che faceva Liverani, e mi sono innamorato di lui.
e quindi ho incominciato ad amarlo, anche quando faceva Arrigo Sacchi con l'umiltà. È un grande, e amo la Jalapas da morire perché mi fanno veramente sentire male, so dei grandi. 20° punto, conosco quasi tutte le bandiere del mondo. Questo perché alle medie, quando non avevamo un cazzo da fare, intanto mi è cascata l'acqua, quando non avevamo un cazzo da fare praticamente ci mettevamo col libro di geografia a farci i test sulle bandiere. E ho notato che nonostante loro coprissero i nomi della nazione ovviamente di cui era la bandiera, e nonostante coprissero le nazioni intorno, perché magari potevi capire quale nazione era guardando le bandiere che c'hai intorno, i nomi dei paesi che c'hai intorno, io le indovinavo comunque. Sta cosa mi è rimasta e quindi conosco praticamente quasi tutte le bandiere del mondo. Passiamo al 21° punto. Praticamente si ricollega al fatto dello scrocchiarsi le ossa. C'è un osso in particolare che è il ginocchio, non so se si vede, comunque il ginocchio, che mi scrocchia veramente tantissimo. Io adesso provo a stare in silenzio e a farvi sentire, vi giuro che è il mio ginocchio che scrocchia. Vi giuro che è il mio ginocchio che scrocchia. Non so perché fa così, però saranno più o meno 12 anni che ho il ginocchio che mi scrocchia così e niente. Così ce l'ho, così me lo tengo. 22° punto, amo alla follia Federico Buffa. Lo amo alla follia. Ogni volta che apre bocca io rimango proprio incantato perché ti tira addosso tutta la sua conoscenza e te rimani tipo come un bambino davanti a un negozio di giocattoli, indipendentemente dall'argomento di cui tratta, che sia calcio, basket, storico-culturale. Io ogni volta che c'è Federico Buffa mi piazzo davanti alla TV e sto così, perché è impossibile non essere affascinati da lui e dalla sua narrazione. 23° punto, ogni tanto sporadicamente, anzi diciamo solo in eventi speciali che capirete, guardo la WWE. Ero un patito del wrestling già da piccolino. Con l'età la cosa è andata piano piano a scemare. Io adesso ogni tanto riesco a vedermi parti di SmackDown o di Raw. NXT non mi piace, 205 Live non mi piace. Tra i due poi io tra SmackDown e Raw principalmente guardo Raw perché mi piace più Raw. Però più che altro ogni volta che c'è un pay per view io quello me lo guardo sempre, a prescindere da quale pay per view sia. Quelli me li guardo quasi praticamente sempre. Penultimo punto, ho conosciuto Piniglia e Callejon. Li ho conosciuti perché lavoravo, ho fatto lo stage in terza superiore in un albergo al centro di Roma, praticamente vicino a Piazza di Spagna per capirci. Ho fatto questo stage lì in un hotel 5 stelle lusso e mi ricordo che incontrai Piniglia dopo che il Cagliari perse, mi pare tipo 4-1 contro la Juve. Ne so sicuro, era l'anno in cui praticamente poi Nainggolan è andato alla Roma, se non mi sbaglio. E sì, ho conosciuto Piniglia e Callejon in 2 giorni diversi. Con Piniglia mi ci sono fatto fa anche l'autografo e la foto. Con Callejon non ho avuto questa opportunità purtroppo, però comunque l'ho visto. So esperienze, dai. 25° punto, ultimo punto, perché questo video, anche questo, sarà lunghissimo e dovrò editarlo in qualche modo. Amo da morire la liquirizia, sono un drogato di liquirizia, ma non la liquirizia tipo la rodellina della Haribo, quelle stronzate là, praticamente, che di liquirizia hanno lo 0,02% e il resto è roba chimica. No, io intendo le liquirizie quelle a tronchetti, tipo le Tabù, le Saila, oppure proprio i tronchettini di legno, quelli da ciuccia. La liquirizia per me è una droga, è veramente una droga. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Io ancora ringrazio tutti coloro che ho ringraziato all'inizio del video. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi che siete ormai adesso più di 1000. Vi amo veramente.
grazie, grazie tantissimo. E se siete arrivati fino a qui, mi raccomando, commentate qua sotto scrivendo hashtag dai e Miro fino alla fine. Voglio vedere quanti di voi sono arrivati fino a questo punto. E niente ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella! Ci vediamo in un prossimo video, ma quella è un'altra storia. Un saluto da Federico Buffa.